Ciao a tutti, mi catto qui a Fiume, sono qua in Erasmus, però adesso sono a fare una escursione in mezzo alle foreste, come che vedi, adesso vediamo se so buono di inquadrare, vedi che qui c'è una struttura mezza sbandonata, mezza totalmente sbandonata, e vediamo se so buono derivare, vi tengo aggiornato. Ho cattato sta struttura Kiev, adesso vediamo se dobbiamo arrivare al fiume, come che senti che c'è tanti boccia tosati che si devono giocare. Vediamo se c'è un fiato di acqua e andiamo a vedere. Una casa sbandonata così, non so mica come arrivare più in là. Vedi se arrivare a sta strada. Adesso provo a proseguire e andiamo avanti. Mi spero che qui non salta fuori una bissa, qualcosa che la mia coppa. Come vedi siamo in mezzo alla natura. C'è tutte queste ruine qua che le fanno con fa impressione. Come che vedi queste ruine. Però vediamo dai se siamo buoni ad arrivare al fiume. Comunque è un bel posto. Bello a sé. C'è un carteo, dunque probabilmente siamo sulla strada giusta. Gli altri siamo qua. E dobbiamo arrivare, chi vede cos'è la struttura là che vi ho fatto vedere all'inizio. E il fiume e Gabriele essere il suo pardeo. Intanto guarda sta struttura che da me pare. Beh. Chi vede cos'è un accampamento. Perché non si sa cosa che faceva. Comunque è un bel posto, guarda. Proprio bello. Far della garia da essere che è il fiume. Guarda sta struttura. Adesso non so mica se mi catto intelletto del fiume. Però forse sì. L'è sotto. Non c'è mia acqua. Però forse più avanti catteremo sta acqua. Poi questi busi qua, chissà cosa che gli serviva, non mi sono neanche informato prima di venire qua. Magari come informo spiego qualcosa. Poi fa una certa impressione. Adesso vediamo per di qua, che mi pare che sia più un buron. Non è mia, proprio un buron, ma come che vedi, c'è acqua. E potrei attraversarlo lì. Vediamo dai. Comunque come che vedi è come che seguito ripetere il posto di Beo a sé per fare picnic, roba. Adesso vediamo se dobbiamo arrivare lì in cima e nardea, però oppure per il telefono che va in acqua. Vediamo, pregafo. Infine avevo provato a vadare il fiume, ma era niente, ma mi vergognavo, però non ho fatto niente. Devo provare a fare un'altra strada adesso. Come che vedi, il fiume è percorribile per un tocco piccolino, però se dopo da di qua vedi che c'è l'acqua e ora non si può mica farlo tutto a piedi, ma infatti che c'è queste strade qua e chi vede che c'è un altro cartello, adesso andiamo a vedere cosa che è il dise. Ecco, gli altri siamo Chive e siamo attaccati al Jacaglie, che è il castello là
e adesso proseguiamo questa strada. E guardando bene, che siamo proprio attaccati, anzi che siamo proprio, perché se gli altri si spostiamo e guardiamo che chi vede che c'è un arco, che in realtà è il castello, adesso andiamo a vedere. Ok, mercato ufficialmente dentro sto castello, dunque siamo arrivati. Non fia piccenì, però insomma, era un fia tanto in rovina, ma le bello insomma, le bello tutto quel percorso per arrivare, le bello il fiume da fare e lo rifarò sicuramente, magari con anche altra gente. E qui non so mia cosa che sia, pare una tomba, però boh, se puoi anche proseguire in avanti. Beh, certo se mi petta una pietra in tel cao, so finito. Mm. Qui si può andare su in tel fiume. O Narvanti, come che vedi proprio in mezzo a disperazione. Per me qualche rito satanico io lo fa che. Guarda che bello che l'albero qui è scalza, che adesso abbiamo da passare sotto. Guarda che mura qua. Chive che c'è un sippo che c'è scritto 1924. Dunque, 100 anni fa. Spero di non perdermi. Adesso mi è cato proprio chi è sotto questa struttura qua. Mi sono appena informato leggendo 30 secondi su internet, cosa che avrei avuto da fare prima, e sti chiese mulini, complessi di mulini e delle strutture residenziali che andava attorno e che 100 anni fa, più di 100 anni fa, nel 1800, era produttivo in teoria che si sta sbandonando dopo la prima guerra mondiale e che ha subito un sacco di distruzione, come che puoi vedere chi che manca il quarto, che manca tutto, dopo la seconda guerra mondiale e adesso si è così in stato di abbandono dopo più di 100 anni. Però forse vuoi revitalizzarli, vediamo, speriamo perché è proprio un bel posto. Eh, beh, ma forse, anzi, forse le meglio così, che dà un fiapi di emozione al posto, no? Quando vedrò quest'altra cartina segnale, se potrei arrivare fin in centro, che mi abito, in centro a Rieca, no? Adesso non so perché la c'è un fio lunga e vediamo se go il coraggio di andare fin centro o di tornare in Rio e ciappare l'autobus tipo qua, no? Perché ho fatto così l'andata, così e l'autobus luego qui, al ritorno. Vediamo cosa che il destino mi dirà. Questa qua in teoria la garia da essere la diga.
come che vedi. Probabilmente la sei la diga. Là in alto, Dio mio, che sei accesa. Adesso andiamo a vedere se sei così. Che non si mi bonde capire se sei accesa o manco, perché la struttura mi pare in accesa, però non vedo mia niente, neanche una croce, né niente. Poi potrei anche stare in accesa, no, chi in mezzo a tutte queste strutture, però occhio, non so bene. Potrei anche essere una cesetta, eh? Chi forse... Bah. Dai, diciamo che la è accesa, anche se non abbiamo... Forse che sei residui da freschi lì, ma... Diciamo che la è accesa, dai. Però adesso avrei anche da mangiare. Non so, porta via dei toast, vediamo se... Cazzo... Io ero di risvegliare. Vediamo se cazzo un posto bello per mangiare. Niente, mi diria che mangio in corsa e che torno in Rio, dunque la mia esplorazione un po' da si finita. Si finita, nel senso che non ho più nient'altro da vedere, ma sicuramente magari ho molto altre robe, perché come che avevi visto avere la possibilità di andare fin in centro, no, con questa camminata in centro al fiume, però mi non fa mia perché non ho tempo, magari lo farò più avanti se avrò voglia. Adesso torno in Rio, c'è pure l'autobus e torno in centro nel mio appartamento e niente, se vediamo la prossima volta, no, cioè non se vediamo, vi altri vedimi perché mi non vedo mia vi altri. Comunque al prossimo video e fatemi sapere, insomma, se vuoi vedere altre robe del fiume, del Rijeka, di sti posti, che non sono tanto turistica, sta qua. Cioè fiume la sé, però non sto posto dove sono adesso. E se passate da queste parti aveva consiglio, perché è proprio bello, se vi piace proprio le escursioni, così, proprio bello. Se vediamo. L'ultima roba che mi hanno proprio desmentegata, che magari che vedeva qualche indicazione, se vuoi arrivare in sto posto, se si a Fiume, a Rijeka, in centro città, puoi torre l'autobus 12 o 14 e smontè a seconda fermata e poi arrivi a piedi. Vedi subito, appena che smontè, una gira dall'altra parte della strada, vedi dopo quando che votore l'autobus vi fa vedere, dunque se sta un finto saluto quello prima. Tornare su, eh? No dai, mia tanto, so mica so fuori allenamento. Questa qui è la diga di prima, vi ricordate? In teoria da che bande larghe c'è anche il castello e il Moin, o quello che è, insomma, Moin e le strutture attaccate. Adesso arriviamo a trovare l'autobus, così vi spiego dove smontare e che strada c'è fare. Voglio zontare anche una nota meteorologica. Siamo a fine ottobre, quasi scomincio di novembre, e guarda che bel tempo, sto qui in maneghette corte, pare sta. Bello. Che vedi, sta cosa della strada che devi andare, pare qua, sempre dritti, e poi in TV anche gli altri. Se sei intivabile, insomma, se non si mi fatica. E poi se vuoi capi anche un sacco di robe e la fermata dell'autobus che è lì. L'autobus la sta qua
poi il ritorno andavo chiaramente le 7 parte della strada. Avevo fatto il saluto sem SLT perché queste macchine, avevo fatto il saluto oramai a metà video, però vedi qua tutto in live, perché ne altri si avemo, e se vedremo dai, alla prossima, se che sarà una prossima, spero di sì dai, ciao.